Non hanno pagato le imposte dal 2014, un muco di quasi 12 milioni di euro. Dovranno rispondere di bancarotta i due vertici dell'ex Velvet al centro di un'inchiesta della finanza. Secondo quanto accertato, avrebbero gonfiato i fatturati e ridotto i debiti nei confronti dello Stato. Chiuse le indagini, i due amministratori verso il rinvio a giudizio. Fra i reati contestati ci sono la bancarotta fraudolenta e la bancarotta patrimoniale, quest'ultima relativa soprattutto alle dichiarazioni obbligatorie sullo stato dell'impresa. In più, la bancarotta patrimoniale farebbe riferimento alla vendita del marchio, fatta a cavallo tra il 2022 e il 2023, ad una società di comodo il cui responsabile non compare e soprattutto senza incamerarne il valore. La società operativa, ridenominata Media Production, è finita in liquidazione giudiziale. Il quadro che è emerso dalle indagini delle Fiamme Gialle e della Procura è quello di una voragine finanziaria. Il passivo totale ammesso alla procedura fallimentare ammonta a quasi 12 milioni di euro, con oltre 350 mila euro di spettanze retribuite non pagate ai lavoratori. Queste le cifre: 10,2 milioni di debiti con lo Stato tra imposte e contributi INPS dei lavoratori, quasi 1 milione e 600 mila euro tra stipendi non pagati e pretese di vari altri creditori, fra cui fornitori di servizio. La verità che emerge dalle carte è che Velvet non ha pagato le imposte dal 2014 e qualche anno dopo ha smesso di saldare anche i contributi. Agli innumerevoli solleciti delle agenzie delle entrate, diventati poi delle vere e proprie cartelle esattoriali, i vertici aziendali non avrebbero mai risposto. Sembrano lontani i tempi in cui l'azienda di marketing con sede a Castelfranco era salita alla ribalta per il modello organizzativo basato su ampia flessibilità e autonomia nella gestione degli orari, un sistema che aveva attirato attenzione mediatica e interesse anche nel mondo del lavoro.